Beh, queste sono sicuramente state anche delle boutade elettorali, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, cioè c'è stata la volontà nel periodo elettorale di cercare di alzare lo scontro, di cercare sempre di più l'uscita mediatica per andare a occupare spazi sui giornali e mediatici. Però questo non deve far perdere, come dicevamo prima, la bussola, cioè dobbiamo tenere il lavoro al centro, perché poi nel lungo periodo ai cittadini piace, clicchi, ti gasi tanto per il titolo, però poi se alla fine dei 5 anni, cioè alla fine della fiera l'imprenditore, l'IRAP a fine anno la paga l'imprenditore, mica la paga Salvini o Di Maio, cioè, poi bisogna essere molto pratici. Quando arriveranno i soldi veri, cioè il momento della finanziaria, quando si parlerà di scongiurare l'aumento dell'IVA, che è stato già assicurato dal governo, quando si parlerà di appunto andare a toccare la Fornero, allora quando arrivano quei temi, e ripetiamo autunno, finanziaria, e andare a toccare i vincoli europei, allora lì si fa politica secondo me vera. Queste sono schermaglie estive che vanno prese anche con lo stesso peso. Poi il tema dell'immigrazione è importantissimo, però non dobbiamo fare un titolo di giornale, è un caso di ogni dichiarazione che viene fatta. Certo, senta Alberti, sul reddito di cittadinanza, voi qui in Veneto come lo vedete? Cioè è un'operazione possibile? È un'operazione che va. Ne abbiamo parlato spesse volte anche con Di Maio, abbiamo avuto la fortuna di parlare anche in questi studi, proprio con Di Maio, perché è un'operazione che va a dare una mano a chi si trova schiacciato in una situazione di difficoltà, e io penso a un sacco di imprenditori che hanno pagato una marea di tasse ma che non hanno né ammortizzatori sociali, non hanno i contratti nazionali che gli garantiscono di avere la cassa integrazione, e si ritrovano magari anche dopo una vita, aver lavorato, aver pagato un sacco di oneri fiscali, e si ritrovano per terra. E questa è una norma di dignità che permette un periodo ponte fino a un massimo di 3 anni in cui questa persona ha un sostegno economico che gli permette di vivere in maniera dignitosa. Stiamo parlando sopra la soglia di povertà, dove ci vivono 10 milioni di italiani, dati dalla Caritas oggi, di far uscire, di abolire la povertà in Italia, e qua in Veneto, perché parliamo anche qua del Veneto, stiamo parlando quasi del 10% della popolazione veneta. Sono venuti in 5ª commissione, che è la commissione sanità, sono venuti proprio quelli della Caritas a portarci questi dati, e sono dati scioccanti. Queste persone sono persone che lavorano, che molto spesso magari vivono intorno a noi, e noi non ce ne rendiamo conto, perché la grande dignità dei veneti, il grande senso dell'onore che contraddistingue il nostro popolo, fa vedere persone che si tengono bene a posto, e poi magari vanno alla mensa appunto della Caritas che ci porta questi dati. Quindi un reddito di cittadinanza vuol dire dare un aiuto, formare queste persone, perché passa da la rivisitazione di quelli che sono i centri per l'impiego, quindi tu ti devi mettere a disposizione, devi dare la tua disponibilità per decine e decine di ore alla settimana e al mese di formarti, perché se tu non fai questo, se non ti metti in gioco, se non ti formi, e soprattutto se rifiuti i lavori che ti vengono proposti, lo perdi, perché qui si deve smettere con l'idea dell'assistenzialismo, ma bisogna premiare chi ha voglia di imparare, rimettersi in gioco e ritornare all'interno del circuito lavorativo.